È la risposta di una città antifascista a una provocazione di Forza Nuova, una provocazione di un movimento fascista che predica soltanto violenza, discriminazione e razzismo. Da una parte il presidio dei centri sociali invoca integrazione, dialogo e libertà di culto, dall'altra il fronte del no con la mobilitazione di Forza Nuova Veneto contesta la realizzazione della moschea di Via Giustizia in nome della sicurezza e dell'identità del territorio. Ci ritroviamo dall'altra parte che vengono contro sempre con la storiella del fascismo, contro Mestre antifascista. Qua non è più un discorso del fascismo o non fascismo, non siamo qua perché quello che sta succedendo a Mestre, tra l'altro è uno scandalo politico a nostro parere, perché comunque Prince era dentro alle liste comunali di Mestre proprio con Fratelli d'Italia, quel Fratelli d'Italia che fa lo scambio di voti con 4.000 voti che doveva portare su Prince, in automatico doveva andargli la concessione della moschea. In mezzo una città che osserva e si interroga e una politica che fatica a trovare una sintesi, ma a colpire più delle parole urlate in piazza è il silenzio, quello di Prince Howlader, figura finora presente nel dibattito cittadino e oggi improvvisamente defilata. Nessuna presa di posizione netta, nessun commento ufficiale dopo le manifestazioni dei due fronti opposti del no e del sì di Mestre. Silenzio che, stando agli ambienti locali di Fratelli d'Italia, anticiperebbe la scelta di una rottura definitiva, la sua uscita dal partito.